Questa settimana siamo a Rosolina, siamo qua nella piazza centrale davanti al municipio. Questa città che è una città con tre anime fondamentalmente, una città turistica, una città dove c'è l'agricoltura, un'agricoltura importante e dove c'è anche una pesca importante. Andiamo a scoprire un po' di segreti di questa città che ricordiamo che fino a pochi anni fa era tra le 100 città più virtuose d'Italia. Quindi Rosolina, Delta del Po, per la voce di Rovigo. Con Michele Grossato, sindaco di Rosolina. Mi descriva i suoi cittadini con un aggettivo o con una riflessione del sindaco Grossato? Un aggettivo dei miei cittadini, caparbi, persone che si sono sempre rimboccate le maniche anche nella storia e continuano a rimboccarsele. Indubbiamente la posizione geografica ha facilitato sia Rosolina ma tutti i comuni rivieraschi, Portoviro, Portotolle, perché l'indotto turistico è un indotto importante. Rosolina fa 1 milione di presenze, un paese che è di 6.300 abitanti tutto l'anno, ma nel periodo estivo esplodiamo a quasi 50.000 se sommiamo i residenti di Albarella e Rosolina Mare e i residenti turistici. E perciò i famosi comuni fisarmonica, che in Italia sono tantissimi, oneri e onori, in quanto ci sono delle difficoltà oggettive sulla gestione sia dei nostri concittadini, perché devi mantenere sempre uno standard di qualità del vivere a Rosolina tutto l'anno, e devi mantenere anche uno standard importante per chi sceglie di trascorrere la vacanza nella nostra località. Allora, città meravigliosa, unico posto in tutto il mondo, la piccola Parigi del nord Italia. Questa è una verità o una bugia? È la verità, perché bisogna viverla qua per capire profondamente le cose. Rosolina, com'è secondo lei? Comune turistico, molto caldo, si sta bene. Molto caldo in questo momento e penso che sia il comune più ricco del Polesine. Spero, credo, sì, sono sicuro. Ecco, una domanda, nell'immaginario Rosolina è anche molto conservatrice. È ricco perché si spende poco o è una leggenda? Come quasi sempre è una miscela delle due cose. Quindi penso che sia vero sia una sia l'altra. Al di là della ricchezza del comune, è anche ricco la popolazione di Rosolina? Sì, soprattutto la popolazione, è la popolazione che fa ricchezza del comune. Le faccio una domanda provocatoria. Qualcuno aveva proposto di unire Rosolina e Loreo con Portoviro. Lei era d'accordo? Rosolina e Loreo, d'accordissimo. Dopo fatto l'unione Rosolina e Loreo, dopo possiamo andare insieme con Portoviro. I ragazzi di Loreo che hanno lo stesso accento, la stessa pronuncia, lo stesso dialetto. Bravo. Qui il Contarino è un fitino diverso. Se vogliamo andare a fare una trattativa, per me preferisco andare a fare affari, cioè prima voglio avere insieme Loreo e dopo quando sono insieme con Loreo posso andare insieme con Portoviro. Auspicherei per un grande comune, il comune del Delta del Po, con le varie velleità che ognuno può avere dal punto di vista storico. Vediamo magari i portici di Loreo, ma vediamo la super piazza che è a Portoviro, con un municipio fantastico, con gli affacci, le valli che abbiamo come Portotolle e Rosolina. Credo che le aggregazioni siano fondamentali per essere competitivi. Cristiano Castelnovo, direttore della Rosa dei Venti, una RSA tra le più importanti della provincia di Rovigo, che festeggia 5 anni. Com'è la situazione nella vostra RSA e in funzione anche della città di Rosolina, come ha reagito la città per questa vostra iniziativa? Buongiorno a tutti, questo è il nostro quinto compleanno, è un bel traguardo perché siamo arrivati 5 anni fa, abbiamo iniziato un percorso dando nuovi servizi, sia per non autosufficienti che per ospiti autosufficienti. A breve apriremo i poliambulatori all'interno, in una parte della struttura, poliambulatori aperti al pubblico, quindi con specialistiche. Verrà anche il punto prelievi dell'ULSS all'interno della nostra struttura, quindi abbiamo fatto passaggi importanti per la cittadinanza di Rosolina, ma anche per i paesi limitrofi che vorranno utilizzare i nostri servizi anche al di fuori della casa di riposo. Tre anime di Rosolina, un'anima agricola, un'anima turistica, un'anima dei pescatori. Ci sono moltissimi pescatori, le lagune sono... Anzi, le chiedo subito le lagune, come sono messe? Perché siete stati attaccati anche voi dal granchio blu e noi abbiamo due difficoltà importanti, anzi anche tre. La prima, quella ormai conosciutissima di queste specie aliene che vanno a compromettere
un sistema, perché il sistema pesca, il granchio blu ha messo veramente in ginocchio 600 addetti, 600 famiglie, con difficoltà economiche ma anche sociali, con delle soluzioni tampone, con le recinzioni, con le coperture, con la cattura del granchio femmina si sta un po' controllando questa invasione. Il secondo problema è l'acqua dolce, perché si è abbassata molto la salinità, soprattutto il ramo di Po di Levante che porta giù, se ci sono abbondanti piogge, l'acqua di tutta la provincia di Rovigo, va a abbassare la salinità soprattutto alla laguna di Marinetta, e anche lì è un problema perché ovviamente il pescato soffre di questa cosa. E infine la vivificazione delle lagune. Stiamo facendo degli interventi importantissimi sia su Caleri, su Marinetta, alcuni sono anche già in fase di appalti, operazioni importanti di scavo dei fondali e di sistemazione, perché soprattutto la laguna di Marinetta è diventata una spiaggia, abbiamo più fondale, abbiamo pochissimo riciclo d'acqua e di conseguenza sono tutte questioni che compromettono già il momento difficile del mondo della pesca. Come sta andando sta pesca? Bene, va. Sta chiesa, vedi? No, bene, male. Ma è sempre una questione di granchio blu o di cosa? Anche blu, alghe, tutto. Tocca lavorare che maniera. Perché lei per la protezione del granchio. Tocca lavorare. Ogni 3 giorni che su, che ti lavi. No, che c'è la laguna chiusa. Perché tutto secco, che picca La laguna chiusa, non passa acqua. La bocca mare chiusa. Ma perché non viene dragato? Non fanno lavori. non viene da là. Perché poca acqua. Stanziano i soldi, non fanno lavori. Tanto lavori che si stanno qui. Tanto lavoro e poca resa. No, il problema fondamentale è i fondali. Sì, anche tutto chiuso, ormai hanno che più fondali, l'acqua diventa calda e si forma le alghe e più il granchio che mangia, che fa un disastro su dentro i vivai. Non abbiamo dei cicli d'acqua fresca, purtroppo si vede anche le reti, che sarebbe la protezione delle vongole per il granchio, però purtroppo ogni 2 giorni 3 Che li pulisce. che te tiri via, metti pulito, che ti lavi, alla fine che poco del guadagno che ti va speso in consumo di benzina e tutto. Ti ringrazio. Come va la pesca in laguna? Ah, malissimo, no, malissimo. Ma è da che periodo? È da ottobre dell'anno scorso. Ottobre. Che proprio non si pesca più. No, basta. Vongole sparite tutte quante. Tra il granchio e anche l'acqua, diciamo un po' che l'acqua della laguna di Marinetta. Non è ossigenata, non... No, l'acqua del Po, quando il Po è piena. Voi siete famosi per gli ortaggi, il trend è ancora positivo. È cambiata anche un po' la filiera, diciamo, della commercializzazione. Negli anni 70-80 avevamo quasi ogni cittadino di Rosolina che aveva un orto, che produceva tra l'altro la patata, la cipolla, la carota e il radicchio, lo conferiva al mercato e poi dal mercato messo a base d'asta veniva poi distribuito sulle varie filiere. Adesso le aziende che fanno orticoltura ormai sono diventate quasi industrializzate. Abbiamo dei giovani addetti che a livello familiare non coltivano più l'ettaro, i 2 ettari, ma parliamo di produzioni molto elevate. Abbiamo ancora la fortuna, insomma, che i nostri orti continuano a produrre soprattutto il radicchio di Chioggia, che prende il nome di Chioggia, ma come potete immaginare in centro storico a Chioggia credo sia un po' difficile produrre radicchio, e i massimi produttori siamo noi qui a Rosolina. Abbiamo appena finito la stagione del radicchio, sia lungo che tondo, e stiamo andando avanti con le patate. Adesso abbiamo iniziato con i meloni del Delta e
con le patate rosse. Ecco, la vostra, sì, la vostra è un'azienda storica, da che anno è che siete Dal qua? 1908. Sempre seguita dalla vostra famiglia. Sì. E quindi a voi la domanda che possiamo fare, com'è cambiato questo mercato e com'è cambiata Rosolina rispetto anche all'agricoltura, visto che ci sono altre due anime che sono venute negli anni, tipo il turismo, tipo la pesca? Sì, il mercato, diciamo che bisogna seguire sempre l'andamento dell'evoluzione, diciamo. Noi stiamo sempre cercando di migliorarsi, di far lavorare il prodotto come le patate direttamente dai produttori, in modo da avere un prodotto finito. E con il turismo, diciamo, anche noi facciamo la nostra parte e facciamo delle consegne nella zona di Rosolina Mare, di Sottomarina, di Albarella e le zone limitrofe, insomma. Ecco, sempre facendo un discorso storico, quanti sono gli operatori e le persone di Rosolina che lavorano nell'agricoltura? Cioè, è ancora predominante come attività o si è un po' distribuita appunto con turismo da una parte, con servizi dall'altra? Forse c'è qualche produttore meno, però abbiamo anche dei produttori di Sottomarina, delle zone di Codevigo, di Conche, diciamo del Ferrarese, di Porto Tolle. Quindi il mercato è ancora vivo, insomma, ecco. E quanti operatori siete all'interno? Allora, adesso come adesso, diciamo, c'è la Fratelli Flasson, che ha assorbito ancora qualche anno fa la Paganin, che gestisce sempre il titolare, però è della Fratelli Flasson, Sì. E la Ferrari Vitale. Anni 50 esplode la spiaggia di Rosolina Mare, anni 60-70 al Barella. È riuscita a rinnovarsi Rosolina? Sì, si potrebbe fare meglio e anche di più. Ci sono delle corresponsabilità, la prima è che Rosolina Mare, ma anche Albarella, è inserita in un sistema di protezione ambientale europeo, perché siamo praticamente, i vincoli ce li abbiamo tutti, Natura 2000, zona SIC, cioè per un titolare di concessione balneare per mettere a un semplice palo di una rete di pallavolo in spiaggia deve chiedere 10 pareri e potete immaginare che non è semplice. Abbiamo negli ultimi anni comunque visto dei cantieri di riqualificazione importanti, abbiamo delle iniziative urbanistiche che dovrebbero partire a fine anno lo stesso importanti, ma un'iniziativa ad esempio che per avere l'autorizzazione, il permesso a costruire ci ha impiegato 18 anni. Rosolina Mare è un paese di vacanza per famiglie soprattutto, ma si sta anche modernizzando moltissimo con gli stabilimenti che fanno musica per i giovani e abbiamo tante attrattive, spettacoli serali. Rosolina Mare è per me l'ideale, la meta ideale per le vostre vacanze. Ecco, cosa manca secondo lei a Rosolina per fare quel salto qualitativo, magari per confrontarsi con Jesolo, con Rimini? Allora, io piuttosto dire che manca che cos'ha in più, perché giusto in questi giorni sono stata a Jesolo, bellissima Jesolo, però mancava il verde. Invece a Rosolina Mare abbiamo più di 200 ettari di pineta, siamo immersi nel parco del Delta del Po e questo fa la differenza. Se provate a passeggiare in pineta, anche in bicicletta o passeggiando, si respira un'aria veramente unica, quindi io penso che Rosolina Mare ha qualcosa in più. Ovviamente ci sono tanti lavoretti ancora da fare, ma pian pianino ci stiamo migliorando. Ogni anno miglioriamo. Ecco, lei tra l'altro è anche commerciante. Sì. Potere d'acquisto, che qualcuno dice è diminuito, però tra l'altro è full, nel senso che tutte le abitazioni sono piene per luglio e agosto. Ciò nonostante, il problema del potere d'acquisto c'è o non c'è? Un po' c'è, io penso un po' in tutta Italia, diciamo che le famiglie hanno tante spese, sono aumentate tanto le spese familiari, i costi delle macchine, gestione, anche è aumentato veramente anche la materia prima, quindi nei bar, nei ristoranti si spende qualcosa in più e si va una volta in meno, questo sicuramente. Ma il futuro di Rosolina, secondo lei, i prossimi 10 anni sarà positivo, migliore? Come lo vede lei? No,
io vedo ogni anno, io sono nata qui a Rosolina Mare, quindi grazie a Leandro per avermi intervistato, perché vedo ogni anno insomma il cambiamento di Rosolina Mare, e io posso dirti che migliora sempre, la gente è più esigente, quindi ci sono anche locali più preparati e spiagge molto più attrezzate, e ogni anno migliora. E nei 10 anni io spero che anche le varie amministrazioni che ci saranno miglioreranno ancora di più insomma la qualità della nostra offerta. Assolutamente, io non andrei mai a tagliare gli alberi per far spazio a case nuove, dobbiamo perciò convivere con questo ecosistema che è fragile, ma che è anche quello che ci permette di vendere la vacanza, perché chi viene a Rosolina Mare sicuramente sceglie la vacanza per la pineta, per la natura, per il relax. Enrico, che tra l'altro è uno dei pochi abitanti tutta la stagione a Rosolina Mare, cosa rappresenta Rosolina Mare per lei? La mia vita, perché ci sono nato, poi ancora ci vivo, e fa parte della storia della mia famiglia, perché noi è dal 54 che siamo qua, cioè insomma non da poco. Mio nonno è stato il primo ad arrivare qua, e poi dopo ci ha coinvolto tutti in questo progetto. Infatti tutti i miei parenti sono bene o male a fare questo prodotto turistico, che va dai tabacchi a quello che è la ristorazione. In questi anni come è cambiata Rosolina? È cambiata, secondo me è migliorata tantissimo, soprattutto sotto l'offerta, da quando in qualche maniera è stato rivalutato il parco del Delta del Po. Mentre prima esisteva solo sulla carta, sembrava quasi più qualcosa di cartaceo, qualcosa di più commerciale, invece adesso è diventato qualcosa di più approfondito, e veramente, secondo me, negli ultimi 10 anni soprattutto. Tanto è vero che prima, quando mi dicevano di dove sei, non sapevo cosa rispondere, perché dicevo mamma mia, Venezia, Laguna, Chioggia, Adige e via. Invece adesso rispondo semplicemente Rosolina Mare, Parco del Delta del Po, Veneto. Avere a che fare con i turisti e dare un prodotto, essere sempre il top sul mercato, non è semplice, con dei costi anche importanti a volte, però bisogna crederci. Secondo me manca più una cosa, più di mentalità che di servizi, perché i servizi con la mentalità secondo me vengono fuori quasi spontanei. Demanio e i vincoli che questo comporta, Sindaco? Sul demanio, di fronte a una instabilità, perché tu hai una concessione che può durare 6 anni, può durare 15, è difficile che un investitore metta tante risorse. Siamo in una fase storica, perché con il rinnovo delle gare con la Bolkestein delle concessioni, perciò stiamo facendo una pianificazione importante che ci permetterà di riqualificare il famoso Piazzale Europa, di riqualificare i waterfront della pensione Fiorella, cioè di giocarci qualche carta giusta su alcune zone demaniali che in questo momento sono alquanto obsolete. Ecco, lei è 3 anni e mezzo che è sindaco. Riuscirà secondo lei perlomeno questo fattore del demanio a vederlo durante il suo mandato? Dobbiamo perché stiamo lavorando gli uffici, noi, il demanio di Venezia, siamo in collegamento con il demanio di Roma, stiamo lavorando veramente in maniera alacremente per arrivare a questo obiettivo, perché credo sia un treno che non possiamo più perdere. Presidente della Proloco di Rosolina, Proloco importante perché avete anche le spiagge, avete una programmazione importante. Cosa bolle in pentola quest'estate? È un'estate ricca di eventi anche quest'anno, adesso così al volo non li ricordo tutti perché è un calendario completamente pieno, però ci sarà il Beach Festival, Rosolina Beach Festival come gli altri anni, la Sapori in piazza con le Proloco di tutta la provincia di Rovigo, con l'Umpli di Rovigo. E dopo ci sarà la festa del turista l'8 di agosto e il 9 di agosto la Notte Verde con la Croce Verde di Adria. Ecco, quanto è impegnativo fare il presidente della Proloco Rosolina? Da 1 a 100, 101 sì, più o meno. Però tanti collaboratori, avete una buona mano? Sì, abbiamo collaboratori, abbiamo dei volontari che ci danno una mano e l'amministrazione comunale è sempre presente con noi, quindi facciamo le cose insieme e quindi gli eventi vengono abbastanza bene, insomma. Abbiamo un buon risultato. Molte case private, quindi nel nostro immaginario tanta IMU che arriva nel comune di Rosolina, però lei fuori onda ci diceva purtroppo devo sfatare anche questo mito, perché? Infatti tutti i colleghi sindaci mi dicono Rosolina siete pieni di soldi, avete tantissimo IMU. Sì, è vero, abbiamo tantissimo IMU, però esiste un
un prelevamento forzoso fatto dal governo centrale che i comuni virtuosi, tipo il nostro, ti lasciano il fabbisogno che hai tarato su 6.300 abitanti e il plus, diciamo, dell'IMU che noi raccogliamo viene portato via in maniera elegante a Roma, viene messo su un fondo nazionale di solidarietà, si chiama, che poi viene ripartito per i comuni meno virtuosi. Perciò se mi lasciassero i 2 milioni di euro che ogni anno ci prelevano dalle casse comunali, tante opere che noi stiamo facendo, che abbiamo anche cantierato e spesso e volentieri accendiamo dei mutui, si potrebbe evitare il finanziamento pubblico. Con le risorse interne si potrebbero fare molte cose. Nicola Brusolo, presidente di Amare Rosolina. Cos'è Amare Rosolina? Allora, Amare Rosolina è un'associazione che raggruppa gran parte dei commercianti di Rosolina Mare, quelli che si occupano soprattutto di ristorazione, quindi dei bar, i ristoranti e le gelaterie, in più alcuni negozi, che praticamente attraverso questa associazione si impegnano a dare sviluppo e promozione alla località. Ecco, che 2025 è questo? Tra l'altro con un caldissimo giugno. È un 2025 che è partito molto caldo dal punto di vista meteorologico, erano anni che non faceva un giugno così caldo e ci sono insomma delle proiezioni molto positive sia per luglio che per agosto. Ecco, dal vostro punto di vista come associazione e tuo personale come commerciante, cosa manca a Rosolina per fare quel salto per essere competitivo con Jesolo, oppure non è uno dei vostri obiettivi questo? Ma guarda, noi intanto non possiamo andare in competizione con Jesolo perché stiamo parlando di due cose diverse, è come voler mettere in competizione una villa al mare, una villa in montagna, siamo due prodotti diversi. Noi rispetto ad altre località abbiamo la fortuna che oltre a delle spiagge molto grandi, attrezzate e molto belle, abbiamo anche una pineta e un territorio che è il Delta del Po, che non è solo votato a una vocazione turistica balneare, ma anche ciclabile, escursioni, quindi facciamo tutt'altro. L'unica cosa, se posso dire, che manca è una modalità di promozione del territorio fatta, diciamo, in maniera migliore. Questo da parte, insomma, un po' di tutti, ma ci stiamo lavorando. Fra 10 anni come vede Rosolina, virgola, il Polesine, virgola, provincia di Rovigo in generale? Polesine, se siamo già sulla giusta strada, c'è una percezione che il turismo è una fonte di guadagno importante, perciò se diventiamo tutti più accoglienti, se mettiamo in ogni piazza un pannello informativo di far capire chi arriva anche in bicicletta di cosa si tratta, di dove uno si trova, abbiamo le ciclovie nazionali più importanti che passano nel nostro territorio, potremmo veramente diventare un luogo di smistamento turistico importantissimo e un turismo che tra l'altro non guarda solo l'ombrellone, il lettino nei 3 mesi all'anno, perché lo dico sempre, il Delta del Po, ma tutta la provincia di Rovigo è bella in primavera, è bella d'autunno con la nebbia, è bella d'inverno con i cristalli di ghiaccio, perciò ecco, possiamo fare delle azioni importanti, ovviamente bisogna fare squadra, sperando che dal punto di vista logistico migliorino la nostra famosa Romea, la strada statale Romea e la famosa Nogara Mare, perché da questo punto di vista siamo un po' deficitari, ma per il resto ecco, abbiamo solo la possibilità di svilupparci da questo punto di vista. Puntata finita, settimana prossima siamo a Ficarolo, sempre in provincia di Rovigo, Alto Polesine, da Leandro Maggi, come sempre è un piacere stare con voi ed è un piacere veramente far conoscere questa nostra provincia.